Eder. Mac. Pallister. Siamo, cosa vuoi? Distrutti, angosciati. Qua ci sono le cose sue, qua c'è la sua roba. Io ti dico il portafoglio, le carte, adesso poi io più di tanto non ho esperienza di queste robe qua. Documenti, carte, gli occhiali. Adesso sono un po', capisci, emozionato perché mi si stringe il cuore, capito? Mi succede ogni notte, mi sveglio a un certo punto ho detto, è tornata, aspetta che guardo, accendo la luce, capisci? Questa è la cosa, sento un rumore, arriva una macchina, sento sbattere qua la porta d'entrata, sento boom, ho detto, sto in silenzio, neanche non respiro per vedere se è lì che è. La cosa più bella che ho è sparita, non c'è più, questo è, capisci? Mi trovo veramente in fin di vita, guarda, in fin di vita. A tratti, come avete visto, ha avuto quasi un mancamento, ci ha chiesto più di una volta di spegnere la telecamera perché era in difficoltà e ha raccontato quella che ad oggi è la sua verità. Alle 7:40, quindi anticipando di una ventina di minuti quello che aveva detto inizialmente, si parlava delle 8, lui esce perché va a fare delle consegne e dei ritiri di coltelli. Alle 8 arrivò qui, alle 8:30 di qua e sta fuori praticamente tutta la mattinata. A un certo punto della mattina torna in questa abitazione, prende la sua bicicletta e fa dei giri perché dice che vuole provare una GoPro. Questo fino all'ora di pranzo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.